nulla. Andiamo Sì, io avevo due domande, una a livello locale per Abuschi e una per lei a livello europeo. A livello locale stamattina c'è stata la presentazione del candidato di centrosinistra, Marco Terenzi, al quale avevo fatto la domanda se loro avevano intenzione di avere nella loro coalizione, qualora altri simboli anche del centrodestra, come succede al governo, di avere un dialogo o di avere insomma una collaborazione, e mi sembra che questo l'abbia escluso. Volevo sapere da lei se da questo punto di vista qua a livello locale voi siete aperti eventualmente anche con il centro, col centro sinistra. Noi siamo collocati al centro-destra e ci prodighiamo per unire il centro-destra e per fare qualcosa col centro-destra. È già abbastanza diviso senza che ci dividiamo ancora e andiamo a sinistra. Bravo. Ok. Allora a livello europeo io volevo appunto approfittare dell'europarlamentare, perché lei è stata per tanti anni uno dei volti più noti e anche amati nel panorama televisivo italiano, perciò l'ambiente televisivo della comunicazione lei lo conosce molto bene. Lei è stata eletta nella circoscrizione nord-est, è stata anche oltretutto consigliere regionale Veneto. Lei ha accennato prima che è entrata al posto di Brunetta nel 2008. Nomino il 2008 perché nel 2006 a Ginevra c'è stata la presentazione del piano delle frequenze, dove l'Italia non ha presentato nessun piano. E di questo periodo l'annunciata chiusura di 144 emittenti, perciò con migliaia di posti di lavoro, dove ce ne sono del Friuli e del Veneto e dell'Emilia Romagna, perciò regioni sotto diciamo, la sua osservazione. Io volevo sapere se lei può dirci qualcosa su questo punto qua, poi eventualmente integro qualche dettaglio. No, mi dica lei, perché io non ho seguito particolarmente ultimamente la questione, però è una questione effettivamente che mi sta a cuore, perché io penso che la nostra la comunicazione, quella più vicina al territorio, sia una comunicazione che non può essere sostituita e che di fatti ha una sua fascia di utenza molto importante.